Ma secondo te qual è la più grande paura del tifoso napoletano in questo momento? Io in questi giorni ci sto pensando davvero tanto ragazzi, perché, con l'imminente addio di Antonio Conte, insomma non c'è nulla di ufficiale, ma come abbiamo detto nelle nostre live e come stiamo dicendo nei post e nei video, arrivano conferme da dovunque praticamente, anche dal nulla, anche dalla spazzatura, dall'aria, dal mare, dalla terra, da dovunque insomma, che Antonio Conte appunto lascerà la panchina del Napoli. E ogni volta che finisce un ciclo, per me brevissimo, come tutti i cicli che ci sono stati a Napoli, in quasi tutti questi anni, ho un senso di vuoto, soprattutto quando finisce un ciclo positivo, perché per me il ciclo di Antonio Conte in questi 2 anni a Napoli è estremamente positivo per una serie di fattori, no, chiaramente la vittoria dello scudetto l'anno scorso, la vittoria della Supercoppa quest'anno, il secondo posto raggiunto comunque anche quest'anno nella qualificazione in Champions, nonostante una stagione veramente, veramente travagliata, l'arrivo di una serie di giocatori che dopo un 10° posto senza Antonio Conte non sarebbe stato possibile vedere a Napoli, è inutile che ci raccontiamo, le favole. Quindi Antonio Conte il ciclo di Antonio Conte per me è stato estremamente positivo, sotto tantissimi punti di vista, come ho detto. E, quando finiscono dei cicli positivi io ho sempre un senso di vuoto, perché, non essendo una società a Napoli abituata tendenzialmente a vincere, naturalmente stiamo provando ad abituarci, ma il percorso è veramente lungo, comunque stiamo provando ad abituarci a solo a poter pensare di ambire a vincere tutti gli anni. Io ripeto, continuo ad avere un senso spaventoso di vuoto e una paura fottuta ragazzi, una paura fottuta di quello che verrà. L'unica cosa che mi fa stare tranquillo da questo punto di vista, è la gestione del Napoli che chiaramente, come sanno anche le pietre, è affidata, ad Aurelio De Laurentiis e De Laurentiis c'ha comunque, nonostante i suoi tanti difetti, i suoi tanti errori che comunque ha fatto, sicuramente non è un santo, ma ci ha dimostrato comunque di, tenere il Napoli cercare di tenere il Napoli sempre a un livello di competitività molto alto, sostanzialmente per cercare di arrivare anche a vincere, perché ce l'ha dimostrato, l'ha vinto per 2 volte lo scudetto negli ultimi 3 anni, 3, 4 anni e comunque questa cosa non mi sembra proprio un dettaglio sostanzialmente. Io non pensavo mai di vedere il Napoli vincere uno scudetto, ne ho visti 2 veramente già potrei ritenermi estremamente fortuna già potrei dire: va bene così". Chiaramente come tifoso nessuno si accontenterebbe mai, figuratevi se io non voglio vedere il Napoli vincere tante altre volte, ma ogni volta che ci sta questo momento di transizione io ho paura. Ho paura perché la più grande paura del tifoso napoletano, soprattutto secondo me, o per quelli che ragionano come me, è quella di tornare nell'oblio. Ed è una cosa che mi spaventa tremendamente, perché rispetto alle altre società grandi, agli altri grandi club, italiani, e parlo naturalmente delle solite, di Inter, di Milan, di Juventus, anche di Roma sostanzialmente, Lazio qualche volta, che non hanno mai io parlo chiaramente della storia recente, vissuto nell'oblio tendenzialmente, diciamo sono sempre state sotto i riflettori, sono sempre state le società, più in alto in classifica in Serie A, tralasciando la parentesi Juve in Serie B, ma c'è passato 1 anno e poi è risalita e dopo un paio d'anni di assestamento, poi è arrivato appunto, manco a farlo apposta, è arrivato Conte che l'ha riportato a vincere. Sono società che comunque storicamente e economicamente sono abituate a stare in quelle zone e sono abituate che a un certo punto loro qualcosa riescono a fare, il campionato lo riescono a vincere, una coppa europea riescono a vincerla magari o comunque riescono a stare lì. Il Napoli invece ci sta chiaramente tendenzialmente un po' da meno tempo, comunque meno abituato ad avere quella mentalità che è stata portata in parte naturalmente da De Laurentiis, ma chiaramente attraverso una serie di allenatori. Chiaramente, Mazzarri ci fece riassaporare il gusto di essere un po' più competitivi, Benitez ci ha consacrato a livello europeo, poi è venuto Sarri con la sua grande bellezza, il passaggio di Ancelotti che magari non è stato tra i più positivi, ma ci deve far capire lo status che stavamo raggiungendo. Chiaramente era un Ancelotti che veniva
da insomma stagioni non positivissime, ma è comunque Carlo Ancelotti. E poi chiaramente Spalletti che ha riportato lo scudetto a Napoli, e poi Conte che l'ha riportato per la quarta volta. E quindi una società che è in continua crescita, ma che chiaramente veniva dopo essere stata presa da De Laurentiis, veniva veramente dall'oblio, dal fallimento, insomma, da stagioni veramente poco esaltanti. Pensavamo prima anche di Benitez, probabilmente pensavamo di essere una squadra destinata a stare più al centro classifica che altro probabilmente, almeno all'inizio. E poi piano piano siamo sempre stati più in alto, sempre stati stabili, l'Europa per mi pare 16 anni su 17, tante volte in Champions, l'anno prossimo sarà, mi sembra, la 10ª stagione in totale che Napoli giocherà la Champions League, che secondo me per una squadra che ha la storia del Napoli tendenzialmente non è male. Ma ripeto, io questi momenti di transizione li detesto. Questi momenti di transizione li detesto perché finché non si riesce a capire, finché non mi danno delle risposte su chi sarà l'allenatore, quale sarà la direzione, quali saranno eventualmente gli obiettivi, io tremo sempre. Tremo sempre perché la mia paura più grande, io chiaramente non ho detto del tifoso napoletano in generale, ma ripeto che sono quelli che più che altro magari la pensano come me. Personalmente la mia paura più grande è quella di ritornare piano piano nell'oblio. So che è un discorso magari estremista in questo momento, perché comunque per la direzione in cui sta andando il Napoli, per la struttura societaria che è stata messa in piedi, il brand, la comunicazione, i giocatori che sono stati comprati in questi anni, gli allenatori che comunque ha avuto il Napoli, vedremo il prossimo, pregando insomma che sia qualcuno di interessante. La direzione che ha questa squadra non fa presagire per nulla quello che sto dicendo. Però era una cosa di cui vi volevo parlare, era una cosa che volevo mettere sul tavolo, perché io non so voi come la pensate, io non so voi, diciamo, come vivete questi momenti. In realtà mi piacerebbe tanto saperlo, mi piacerebbe tanto sapere voi come riuscite a gestire queste transizioni, perché per me sono massacranti, sono deliranti. Per me il momento del calciomercato è il momento più brutto dell'anno, più brutto dell'anno. Cioè, è più brutto persino di quando il Napoli perde qualsiasi partita, persino perdere quando il Napoli, che ne so, perde contro una qualsiasi squadra all'ultimo secondo. Cioè, veramente per me il momento del calciomercato è un'ansia costante di capire che cosa succederà, chi arriverà, chi non arriverà, chi va via, la società che cosa vuole fare, è veramente uno stress clamoroso. E quindi, raga, questo era un video semplicemente per raccontarvi le mie emozioni in merito a questa cosa, a quello che comunque sto già iniziando a vivere, perché è vero che c'è ancora un'altra partita, giocheremo domenica alle 6 contro l'Udinese, ma praticamente per me questo strazio tendenzialmente è già iniziato, anche perché i media purtroppo, i giornalai, io li chiamo giornalai, i giornalai napoletani insomma non aiutano minimamente a vivere questi momenti, perché sono veramente uno strazio sentire, cioè veramente brutto, veramente brutto. Pare che si faccia, cioè in qualsiasi occasione e modo si debba cercare di remare contro la squadra a prescindere. E questo secondo me è un altro dei motivi che avrebbe probabilmente, che avrà convinto Conte a lasciare, perché l'ha detto più volte questo fatto e lui ha assolutamente ragione su questo. Comunque raga, se vi fa piacere scrivetemi nei commenti come vivete voi questi momenti. Io per il momento, ripeto, sto iniziando il mio strazio del calciomercato. Speriamo che il Napoli, io ne sono comunque sicuro, mi fido comunque del presidente della società, speriamo che chiaramente continuino a far crescere questa squadra, continuino ad andare nella direzione giusta e continuino più che altro a farci divertire, indubbiamente, e magari a provare appunto a vincere qualcosa, non necessariamente farlo per forza, ma quantomeno provarci, perché già provarci vuol dire che l'idea c'è e che prima o poi potrebbe anche accadere.